Buonasera, bentrovati col notiziario di Prealpina che apriamo con l'omicidio di Davide Gorla avvenuto mercoledì a Busto Arsizio. Il presunto assassino Emanuele Mirti non ha risposto alle domande degli inquirenti e oggi ha ricevuto in carcere il suo legale Roberta Bono. Domani comparirà davanti al giudice il servizio di Francesco Inguscio e Domenico Ghiotto. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Emanuele Mirti, il cinquantenne di Castellanza, in carcere a Busto Arsizio con l'accusa di aver accoltellato a morte, mercoledì pomeriggio, Davide Gorla, il titolare del negozio Linea Continua di via Milano. L'ipotesi degli inquirenti è che Mirti avrebbe ucciso Gorla per un movente economico legato ad affitti non pagati dal presunto killer alla vittima. Al momento il mio assistito si trova in stato di fermo, è indagato per il reato di omicidio aggravato dalla premeditazione. Ieri pomeriggio c'è stato il primo interrogatorio e il mio assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al momento stiamo cercando di visionare gli atti e capire quale sarà la strategia difensiva migliore proprio per difendere al meglio il mio assistito. Intanto Busto Arsizio è ancora sbigottita dopo il delitto consumatosi proprio nel cuore della città. Ieri sera circa 150 persone, tra commercianti, rappresentanti delle istituzioni e semplici cittadini, hanno partecipato alla fiaccolata partita da Piazza Santa Maria e approdata davanti al negozio di via Milano in cui ha perso la vita Davide Gorla. Era presente anche Laura Puricelli, cugina della vittima. Gallarate, violenza in stazione, la polizia ha arrestato un ventenne nordafricano con l'accusa di tentato omicidio. Il servizio. Prima la lite, poi lo spray urticante al volto e infine le coltellate e la fuga. È questa la sequenza dell'episodio avvenuto ieri pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria di Gallarate. Il presunto responsabile, un ventenne nordafricano, è stato arrestato oggi dagli agenti della Polizia di Stato. Per lui l'accusa di tentato omicidio. Il giovane, al culmine di una lite per futili motivi, ha aggredito un connazionale spruzzandogli negli occhi spray al peperoncino e si è dileguato, per poi tornare armato di coltello a serramanico e sferrare fendenti al torace e alla schiena. Il ferito è stato soccorso ed è scattata la caccia all'aggressore. Quest'ultimo, grazie alle telecamere e alla testimonianza dei presenti, è stato rintracciato a casa di un'amica. Era in possesso dello spray urticante e di un panetto di hashish. È stato arrestato e portato in carcere. Tragedia a Lonate Pozzolo, dove il sindacalista Carlo Pariani, di 72 anni, ha perso la vita a causa di una caduta in bicicletta dovuta ad un malore avvenuta questa mattina. Figura storica del sindacalismo, è stato tra i fondatori della CUB a Legnano. Maggiori approfondimenti si possono leggere su prealpina.it. E ora a Varese col blackout nel centro cittadino che tra i vari disagi ha bloccato anche la proiezione di un film al MIV ed è scoppiata la protesta. Sentiamo tutto da Mario Visco. Un danno d'immagine colossal. Il gioco di parole si impone visto che mercoledì sera, nel bel mezzo della proiezione di Formula 1, il nuovo filmone con Brad Pitt in scena al MIV con la sala Giove strapiena per la prima, anche di giornalisti provenienti da mezza Italia, proprio sulla scena madre si è rimasti al buio. Un fatto mai successo, con probabili conseguenze legali. Da oltre 3 settimane, infatti, i salti di corrente nel cuore della città assomigliano a stent cardiaci malfunzionanti. La risposta al guaio sta in una data, 1928, ovvero quella riportata sul vetusto cavo madre della conduttura che serve la centralina dell'Enel di via Bernascone, dalla quale si dipartono le derive che portano elettricità a gran parte del centro di Varese. Ieri mattina gli operai terzisti hanno provveduto a chiudere lo scavo da cui affiorava la conduttura, cambiata per metà perché per arrivare alla centralina di via Bernascone occorrerebbe chiudere la strada. Serve una nuova concessione e il problema, con la fame di elettricità dei condizionatori d'aria, sarebbe tutt'altro che risolto in modo definitivo. Dunque prepariamoci a un'estate bollente col consiglio di spegnere tutti gli elettrodomestici una volta utilizzati per evitare che il prossimo salto di corrente faccia saltare anche questi insieme coi nervi già tesi dei loro proprietari, quelli che a Enel la bolletta la pagano ogni mese per avere un servizio a tutte le ore.
Giornate di afa e temperature elevate, il pericolo è rappresentato dai colpi di calore. È caldo africano. Ascoltiamo Paolo Valisa, direttore del Centro Geofisico Prealpino, intervistato da Barbara Zanetti. L'ondata di calore è un periodo sufficientemente lungo, normalmente si parla almeno di una settimana, in cui le temperature superano delle soglie massime determinate dalla climatologia. Di fatto, per quanto riguarda la nostra regione, è attorno ai 30 gradi, quindi quando le temperature per un periodo abbastanza lungo superano questa soglia dei 30 gradi. Ondate di calore si ripetono sempre più frequentemente con l'aumento delle temperature medie, soprattutto nei mesi estivi. Il mese di giugno è quello tutto l'anno che ha raggiunto il massimo aumento delle temperature, quindi cominciamo ad avere delle ondate di calore importanti anche in questo mese, quindi ondate di calore precoci dell'estate. L'immagine alle sue spalle cosa rappresenta? L'immagine alle mie spalle è l'immagine del satellite in questo momento, elaborata per far vedere l'origine delle masse d'aria. In colore blu vediamo le masse d'aria di origine tropicale, calda, e vediamo come queste risalgono dal Nord Africa attraverso il Mediterraneo fino a interessare tutta la regione alpina, e quindi questa è l'origine del grande caldo che misuriamo in questi giorni. Si chiama Giacomo Longhi, è uno studioso e traduttore ed ha assistito a Teheran al bombardamento. È riuscito a rientrare in Italia con un viaggio avventuroso. Ascoltiamolo nell'intervista realizzata da Elisa Polveroni con le immagini di Stefano Benvenu. Mi trovavo in Iran dal 24 maggio per lavoro. Io vado in Iran per conoscere editori, scrittori, e poi traduco i libri in italiano. Frequento l'Iran da 15 anni e mi trovo in Iran anche la mattina di venerdì 13 giugno, quando gli israeliani hanno aggredito il paese con dei pesanti bombardamenti, soprattutto su Teheran. Io ero a Teheran, ero da solo nella mia cameretta, mi stavo mettendo a dormire dopo una serata di divertimenti con gli amici, quando improvvisamente ho sentito un boato fortissimo che ho percepito come un vero e proprio attacco terroristico, perché non ci aspettavamo che bombardassero le case, invece si sentivano proprio delle bombe, non si capiva che cosa, che cadevano sulle abitazioni di Teheran. Quindi ho fatto in fretta lo zaino, ho messo subito in carica i dispositivi elettrici, ho anche caricato delle bottiglie con l'acqua perché pensavo che saltasse tutto, acqua corrente. È un attacco che ha trovato la popolazione impreparata, io stesso l'ho vissuto così, e dopodiché ho passato una notte insonne, e nei giorni successivi, grazie anche un po' all'esperienza che ho del paese, sono riuscito a viaggiare in autonomia con una macchina, sono andato al nord, e da lì, grazie anche a Farian Sabahi, che è docente dell'Università dell'Insubria, mi ha aiutato ad avere i permessi per uscire dal confine con l'Azerbaigian. Convegno oggi a Varese dei pensionati della CISL, si è parlato di sanità ed economia. Sentiamo il segretario generale Dario Grilanda. Per noi il servizio è stato curato da Adriana Morlacchi con immagini di Andrea Cogotti. Abbiamo voluto fortemente questa giornata perché vogliamo coinvolgere tutti i nostri pensionati su dei temi che noi riteniamo basilari, il primo dei quali è proprio la sanità che ha tantissimi problemi, oggi sono stati evidenziati, e quindi far capire alla nostra gente come muoversi meglio in questo contesto. E poi, secondo noi, è importante anche un passaggio su tutto l'aspetto politico ed economico, perché abbiamo a che fare con dei mutamenti sia sul piano politico ma anche sul piano economico. Guardiamo ad esempio i dazi messi da Trump, che cosa stanno combinando a livello generale, però ritengo che, nonostante i pensionati abbiano una certa età, siano tutti consapevoli di quello che sta succedendo, e quindi questa giornata è proprio stata fatta per fare un'informazione generale su tutte queste problematiche. E ora la linea al collega Fabio Pellaco per le anticipazioni delle notizie che troverete domani sulla Prealpina in edicola e sui supporti digitali. Buonasera, sulla Prealpina di domani una pagina dedicata ai laureati della LIUC con le storie e il futuro di un'università sempre più internazionale. Sulle pagine dell'economia facciamo poi il punto sui lavoratori somministrati, che sono i dipendenti di un'agenzia per il lavoro e che nel Varesotto sono più di 8.000.
Per gli spettacoli, sul giornale trovate l'intervista a Enrico Pagano, direttore e fondatore dell'orchestra Canova, che si esibirà a Varese dopodomani e anche domenica 20 luglio in occasione del Varese Estinse Festival Menotti. Infine per lo sport, tra i tanti temi, spazio alle ultime di mercato del basket, e per il nuoto i risultati di Nicolò Martinenghi e Arianna Castiglioni, entrambi impegnati questa sera nelle rispettive finali A del 50 Rana al 7 Colli. Bene, il notiziario si conclude qui, appuntamento a domani alle ore 19.